Ma io non posso che essere insomma, contenta per l'esito, insomma, e la discussione che si è svolta sulla mozione mia, ma anche su quella del collega Ussai. E sono anche contenta dell'emendamento insomma, che è stato proposto e abbiamo aggiunto, perché comunque è indubbio che insomma, i giocatori di calcio o comunque di qualunque sport si parli hanno una grandissima influenza sulle generazioni e sui ragazzini e sui bambini, e quindi dovrebbero essere i primi a portare messaggi positivi e non diciamo, insomma, indossare magliette con sponsor che in qualche maniera pubblicizzano appunto questo terribile problema in cui che la nostra società insomma, sta cercando di affrontare. Dopodiché volevo solo aggiungere insomma, che, visto che prima il consigliere Rett parlava dei comuni, volevo dirvi insomma, che abbiamo sempre, esatto, sempre in riferimento al lavoro che è stato fatto dalla relazione presentata in comitato da parte della direzione sanità, dove un altro dei problemi emersi era il controllo, insomma, i controlli da parte dei comuni dell'applicazione della norma. Per quanto riguarda i comuni abbiamo predisposto una mozione e abbiamo inviato a tutti i nostri portavoce comunali da presentare in ogni comune dove ci siamo, per chiedere l'impegno delle giunte comunali in questo caso a inviare, insomma, a fare i controlli affinché ci sia appunto il monitoraggio sulla situazione delle slot nei comuni. Quindi io veramente non posso che ringraziare tutti per l'aggiunta delle firme e ringraziare la Giunta insomma, per l'impegno che si prende. Grazie.